Pascal Schembri, si è appena conclusa la seconda edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Soddisfatto? Molto soddisfatto, è stata una bellissima serata questa seconda edizione con diverse personalità, incominciando dal questore Emanuele Ricifari, il colonnello dei carabinieri Vittorio Stinco, il maresciallo Valenti, il prefetto Filippo Romano, il sindaco Francesco Miccichè, l'architetto Roberto Sciaratta, l'onorevole Lillo Pisano, l'assessore Felice Vaccaro, la sindaca Sabrina Lattuca. Comunque ci sono state diverse personalità e anche molto pubblico, e quindi quest'anno posso ritenermi, l'associazione ed io personalmente possiamo ritenerci molto soddisfatti, e soprattutto che abbiamo un giovane vicepresidente, un giovane laureato in filosofia, Rosario Lonegro, che farà parlare di lui soprattutto l'anno prossimo. Grazie a tutti e alla prossima stagione. Anche Elio Di Bella tra i premiati del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Sì, è un premio alla carriera, mi è stato detto, e ringrazio moltissimo perché io ritengo questa nuova fase della mia vita, da quando sono in pensione, un po' una seconda parte della mia carriera, perché ho più tempo da dedicare agli studi e infatti sto facendo molte ricerche all'Archivio di Stato e intendo produrre molto, scrivere altri testi per raccontare la stupenda storia di questa nostra bellissima città. Chiaramente per noi è una grande emozione, un grande onore quello di ricevere questo premio, il premio per questo esperimento che ho voluto fare, di scrivere questo libro in memoria di mio padre, e sono particolarmente felice del fatto che la Commissione abbia deciso di intitolare questo premio al libro alla memoria di mio padre, che era il protagonista di questo libro e che sostanzialmente ne è parte integrante. Anche Giovanna Strano tra i premiati del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento qui a due passi dalla Scala dei Turchi? Una bellissima esperienza che mi vede coinvolta ancora una volta a promuovere una delle mie pubblicazioni. La passione per la scrittura mi porta in giro per l'Italia, però stavolta sono con molto piacere qui invitata al vostro premio, dove presento questo libro su Paganini, un libro che nasce a Parma, quindi nato anche dalla collaborazione con l'Associazione dei Concerti, la Società dei Concerti di Parma, quindi un libro che nasce da un editore che pubblica a Parma, arriva qui in Sicilia alla Scala dei Turchi con un premio rivolto al grande musicista, il genio di tutti i tempi, Niccolò Paganini. Grazie per avermi invitata e sono veramente onorata di essere qua. Cosa rappresenta per te ricevere questo premio letterario? Ricevo questo premio con molta gratitudine ed orgoglio nei confronti di Pascal Schembri e della sua bellissima iniziativa della Casa della Poesia, che nel territorio del Realmonte cerca di costituire un cenacolo letterario che trova in questo premio in qualche maniera la sua ricapitolazione attraverso scrittori e artisti che si sono denotati nel panorama locale ma anche nazionale e che ricevono questa sera un attestato di stima grazie anche al giudizio di molti lettori che hanno valutato i libri in concorso. Si passa dalla poesia alla prosa, ad alcuni premi di carriera. Per quanto mi riguarda la felicità giunge in riferimento al mio libro L'isola spettrale, guide immaginifiche fantasmi di Sicilia, di cui in questi giorni è uscita proprio la quinta edizione, per cui questo momento rappresenta per me anche un ulteriore momento in cui questo volume si attesta nelle classifiche di vendita nazionale, con particolare riferimento alla Sicilia e al territorio che esso svolge. Tutti i premi hanno una funzione molto importante perché servono a simboleggiare ed ad evidenziare che esiste un mondo della cultura, esiste un mondo di persone che legge, che sceglie, che fa scelte e che riesce a essere positive in questa società caratterizzata enormemente dall'egoismo. Quindi la cultura nella sua grande dimensione ha una funzione, quella di promuovere l'umanità e di diventare deterrente contro ogni forma di violenza. Io ho scritto un libro sulla vita di Leonardo Sciascia e ho tentato di evidenziare tutto il concetto della vita di Sciascia, ossia nello Stato democratico è necessario rispettare le regole. Tutte le regole, dalle più semplici alle più grandi. In un periodo di grande egoismo rispettare le regole, fare riferimento all'articolo 2 della Costituzione che parla di solidarietà anche di natura sociale e culturale diventa molto difficile.
Anche il giovane Andrea Vitello tra i premiati del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello, cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Beh, sicuramente è uno stimolo ad andare avanti, a continuare a fare ricerche storiche. Io sono un giovane storico di Empoli, ma originario di Racalmuto perché mia madre e mio nonno paterno sono di Racalmuto, da lì il cognome Vitello. Quindi questo premio mi stimola a continuare a studiare, a continuare nel mio impegno di studio e di ricerca storica. Io poi scrivo anche articoli in varie riviste, quindi è una cosa che mi appaga molto questo premio, mi fa molto piacere. Sono molto contento di essere qui oggi. Anche lei questa sera riceve un premio alla carriera, cosa rappresenta per lei, cosa vuol dire questo premio, il premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello? Prima di tutto ringrazio l'organizzazione, a tutti di aver dato questo premio. Mi chiamo Luis Salvatore Bellandi, sono d'origine siciliana, ma come vedete non parlo tanto bene l'italiano perché abito a Parigi. Sono nato in Francia, ho fatto tutti gli studi in Francia e quindi per me ricevere questo premio è un onore perché i miei genitori erano a Palma di Montechiaro, a una trentina di chilometri di qui, e sono partiti dalla Sicilia per darmi un futuro, un avvenire a me e a miei fratelli. Quindi venire qui, ricevere un premio e rendere omaggio anche ai sacrifici dei miei genitori.